Mi sono avvicinata infatti alla Voga proprio per conoscere la mia città, perché la mia città prima è nata la barca del Palazzo Ducale. Senza la barca, senza sto trasporto che si chiama anche sandalo, la barca tipica veneziana, perché si usava come un paio di scarpe. Era proprio muoversi con la barca, era un'esigenza. Le donne portavano i figli a scuola, la merce al mercato arrivava con le barche. Tutto parte dalla barca, l'identità vera è il remo, è la storia, anche il tipo di voga è unica. La nostra è la voga alla veneziana, neanche alla veneta, perché alla veneta sono delle imbarcazioni tipiche che si usano tutto il nord Italia, no? Nel Triveneto. La voga alla veneziana è solo nostra, perché noi avevamo anche c'è un certo tipo di vegetazione, che non erano questi boschi alti, bastava stare a vogare alti per vedere l'orizzonte e quindi era visibile il campo d'azione. E poi insomma la laguna è la nostra vera storia. Dalla laguna si sono spostati nel centro storico perché come Rialto, Rivo Alto le terre rimanevano emerse, quindi non c'erano problemi di acqua alta, però adesso se girate la laguna e andate nelle isole maggiori, là trovate la vera identità del veneziano ed è quella che dobbiamo far conoscere al mondo. La parte storica, il centro storico è rimasto adesso ovviamente un inestimabile valore culturale, storico, artistico, architettonico, però la gioia umana, la gioia del vero veneziano la troviamo tanto fuori, che ancora si tramanda da padre in figlio come i nostri antichi mestieri. E quindi mi piace proprio poter dare questo alle giovani generazioni iniziando da questa storia. Abbiamo il Voga Camp che proprio noi, ecco io nel Voga Camp ho trovato quel tipo di storia che non si trova sui libri. Nei libri ci sono tante cose importanti, tanta cultura, però l'esperienza di chi ha vissuto la laguna come i pescatori, come i campioni del remo, come i maestri vetai, come i remeri, gli squirarioli, questi antichi mestieri, li possono conoscere solo attraverso l'esperienza. Loro devono provare a toccare con mano